Buongiorno, ben ritrovati in diretta come sempre, tanti collegamenti con i nostri inviati, tante le notizie, tanti servizi e anche tanta cronaca proprio da quella che iniziamo e soprattutto andiamo nella Marca dove continuano i raid di furti un po' dappertutto, da Oderzo a Conegliano fino a Treviso, ladri che fanno irruzione a tutte le ore del giorno e della sera. Ma fra l'altro ci sono anche gravi danni che provocano questi ladri quando entrano oltre al furto. Ne parliamo subito con la nostra Edi Caliman che è andata a Conegliano da una delle vittime. Edi, buongiorno. Daniela, buongiorno a te e ai tuoi telespettatori. Lo hai detto, è stata una notte di furti in tutta la Marca e sono in compagnia del signor Giancarlo Marchetti, 75 anni. Buongiorno e grazie per essere con noi. Grazie per averci accolto anche nella sua casa. Ieri sera ci fa vedere lei quanto è successo. Una banda di ladri ha agito in casa sua, è entrata indisturbata e addirittura con un flessibile ha tagliato la cassaforte. Questi sono i resti. Proprio tagliata, esattamente. Quella è la sì, sono i resti. È successo tutto dalle 5:30 del pomeriggio alle 6:30, 7 meno un quarto. I vicini hanno sentito dei rumori ma non hanno avuto il sospetto chiaramente. Io sono entrato alle 5:30 perché avevo dimenticato a casa il telefono e sono ritornato a casa alle 7 meno un quarto con mia figlia che mi seguiva subito dopo. Quando sono entrato non c'era niente, perché poi voi adesso vedete a posto, ma era il disastro dappertutto, anche qui. E infatti riusciamo a vedere dei video che la regia innanzitutto sta mandando. Intanto le chiedo di farci strada verso la casa per far capire anche che percorso hanno fatto i ladri. E insomma stiamo vedendo in onda, i telespettatori stanno vedendo in onda i video di quanto hanno ritrovato i coniugi Marchetti una volta tornati a casa. Lei Giancarlo, lei ci diceva che sono arrivati più o meno a che ora? Io sono uscito alle 5:30, alle 7 meno un quarto, meno 20 sono arrivati tutti e due. Io ho parcheggiato la macchina e sono salito, non mi sono reso conto inizialmente. Poi ho trovato la roba per terra, eccetera, allora mi sono insospettito, ma mai avrei pensato di trovare la cassaforte tagliata, questo no. E poi c'era una puzza terribile di metallo, di quelle robe lì che succede. E diceva che sono entrati da qui. I carabinieri si sono accorti che sono entrati di qua, ma è un'effrazione stupida. Ti faccio vedere. Proviamo a vedere, aspettiamo, ok, veniamo, entriamo, permesso. È una cosa molto in diretta, Daniela, questa, e anche ai telespettatori, anche per far vedere, e lascio intanto la telecamera a Michele che sta curando la parte tecnica. Dicono hanno sforzato qui e poi questo affare qui è un po' saltato, vede? È saltato questo, probabilmente si è aperta, presumo. Perché io il sospetto, quando mi sono reso conto, c'era quella porta lì che era aperta, ma non dovrebbero essere usciti da quella parte, neanche entrati, anche se qui per terra c'erano delle, non dico impronte, ma dei pezzi di fango, di terra, capito come? Lì era il disastro, dove c'era la cassaforte. Noi vediamo che state ancora pulendo tutto, ci diceva che sono state... Lei riesce a sentire? Sì, confermo, si sente ancora... No, venga qua, senta, perché qui è proprio il discorso della cassaforte, l'ho chiusa. Facciamo entrare la telecamera. Volete luce? Io ho dovuto mettere quella protezione là perché c'è un odore schifoso. Lì, con la scusa che l'hanno tagliata, qui se voi... Volete che tolga? Perché si può vedere anche il taglio praticamente che hanno fatto. Se ce l'ha fatto. Perché, vede? Qui e qui hanno tagliato così completamente, quindi c'erano polvere, roba scura, nera, per terra il disastro, truccioli ma minimi, piccolissimi, e lassù c'era un disastro. Infatti stanotte non siamo riusciti neanche a dormire proprio per l'odore schifoso che c'era. Senta, qual è lo stato d'animo? Perché hanno rubato tantissimo in casa sua? Lo stato d'animo, cosa vuole? Non lo so, non so neanche cosa dire. Cioè, sei deluso per il momento in cui vivi. Cioè, non è possibile che tu esca di casa, vai a fare la spesa, vieni a casa, ti trovi la tua proprietà
ridotta in questo senso. Non è possibile che la vecchietta vada a fare la spesa o vada via o vada in ospedale e si trova la casa occupata, scusi, vuol dire che mancano le basi di un vivere civile, secondo me. Assolutamente. Ascolti, cosa le hanno portato via lei e sua moglie? Un po' di soldi in contanti che erano per i regali di Natale ai figli e ai nipoti, quelle cose lì, circa saranno, non so, 6.000, 7.000, una roba del genere circa, non so quantificare. Poi tutte quelle cose affettive di oro, di gioielli, ma non erano preziosissimi, però sono ricordi di mio papà, di mia mamma, di sua mamma, di mia moglie, dei figli, perché hanno portato via anche, con la scusa che era l'unica cassaforte della famiglia, qui arrivava tutto. Pensi che mia sorella, che ha 84 anni, mi dice che qui c'era addirittura un mese fa, porta la roba che era di mia mamma, eccetera, e mi mette qua perché qui siamo al sicuro. Adesso mi chiama che dentro c'era anche la ricevuta del testamento suo che ha lasciato. Pensati, cioè, cosa vuol dire? Cosa si può dire? Non è giusto vivere così in una proprietà privata, Cristo Dio, in una proprietà privata, scusi, ma dovrebbe essere, non lo so, non il vivere tranquillo. Poi la delusione è che se facciamo bene i conti, domani, dopodomani, ammesso che si trovino, ma non li troveranno, ma non per colpa delle forze dell'ordine, perché purtroppo è così, ma io non voglio male a nessuno, ma che ci sia una pena adeguata. Le faccio un esempio, le dico un ricordo stupido. Tunisia, anni fa, mia moglie ha subito non un furto, perché gli hanno tagliato lo zaino dietro, e poi in un mercato, e parlando così con gendarmi, quello che erano, hanno detto, ammesso che sia vero, hanno detto: qui difficile che fanno furti, perché quello che fa il furto gli tagliano la mano. Non si arriva a questi termini, per l'amor di Dio, ma neanche come siamo adesso, però. Non si sente sicuro? Adesso questa notte ci diceva non ha dormito e avete cominciato ha dormito a sistemare, lei se vedeva cosa c'era di sopra, cioè, indescrivibile veramente. Io non ho voluto neanche che salisse mia moglie per un paio d'ore, sinceramente, capito? Era troppo lo shock. Cioè, sì, non è che ti senti solamente a casa tua, non so neanche come dire, è proprio questa paura, ma neanche paura, è questa, non so che termine adoperare, questo vivere che non è vivere, non è civile onestamente, cioè che tu abbia paura di entrare a casa tua, che tu abbia paura di uscire da casa tua, ma scherziamo? Adesso lei pensa di installare qualche allarme? Io l'ho installato anni che furono, poi l'ho installato a causa di un altro furto che si verifica sempre nei momenti di sotto Natale. Che coincidono con, prima ci diceva anche fuori microfono, le fiere qui a Conegliano. Con le fiere di Santa Lucia, questo è vero, sì, ma è una coincidenza, per l'amor di Dio, non voglio dire altro. Però questo succede, insomma. Signor Giancarlo, è stato gentilissimo. Intanto, con l'aiuto di Michele, io chiuderei il collegamento, Daniela, e con i telespettatori, riprendendo di nuovo la cassaforte, il taglio netto fatto da questi ladri esperti, ci diceva il signor Giancarlo, ecco, che ci fa vedere come è stata ridotta. L'avete visti all'inizio del collegamento, i pezzi e quel che rimane della cassaforte, che ora è in garage. Ringraziando il signor Giancarlo, con Michele Zanetta restituisco la linea. Grazie davvero a Edi Kaleman, grazie anche al suo ospite, al proprietario della casa. L'avete sentita l'esasperazione, la rabbia per quello che è accaduto, non solo il furto, non solo, insomma, gli sono stati portati via soldi e gioielli, ma anche i danni provocati da questi malviventi in casa. Appena loro sono usciti, l'irruzione nell'abitazione, poi avete visto con che precisione sono riusciti a portare via la cassaforte dal muro, segandola. Insomma, una situazione difficile. Giustamente il cittadino diceva: abbiamo bisogno di una pena certa, perché davvero questi ladri stanno facendo
raid dappertutto, l'abbiamo detto, ormai sono settimane che si continua a parlarne e purtroppo tanti davvero i colpi nelle abitazioni in tutti i comuni. E andiamo a Pozzuoli del Friuli, dove c'è stato un altro furto in abitazione. Un ladro è entrato in pieno giorno nell'abitazione di una donna di 56 anni, forzando una finestra, e si sono portati via il computer portatile Apple del valore di 1.500 euro. La donna ha denunciato il furto ai carabinieri di Mortegliano, che indagano per tentare di identificare il responsabile. Andiamo invece nel Vicentino, torniamo quindi nel Veneto. Una rapina in abitazione sventata da una ragazzina di 12 anni accaduta a San Vito di Leguzzano, dove la minorenne si trovava sola in casa del nonno mentre i malviventi rovistavano l'immobile. Nonno, aiuto, ci sono i ladri! È stato grazie a questo messaggio SMS che una coraggiosa nipotina di 12 anni è riuscita a sventare una rapina in casa a San Vito di Leguzzano, facendo sopraggiungere in tempo i nonni che si erano appena allontanati per fare spese. Lunedì pomeriggio 4 malviventi incappucciati avevano forzato la porta d'ingresso dell'abitazione, mentre la ragazzina nascosta sotto il letto è riuscita a far rientrare a casa immediatamente il nonno di 74 anni. Il quale si è preso un paio di pugni in faccia ed è cascato, però con una grande determinazione e forza di volontà è riuscito a rialzarsi e a correre appresso ai malviventi, i quali hanno scavalcato il cancello e si sono dati alla fuga, però è riuscito con un manico di ombrello, qualcosa che aveva sotto mano, a dare un picchiare sul vetro dell'auto, che sembra abbia avuto anche un vetro rotto. Immediato l'arrivo delle forze dell'ordine, che stanno tuttora visionando le riprese delle telecamere del paese per riuscire a risalire all'identità dei malviventi, procedura per cui solo qualche settimana fa era stato sottoscritto un protocollo con prefettura e questura per la condivisione in rete delle immagini di videosorveglianza. Il sindaco, oltre al nuovo questore, si appella direttamente anche ai suoi concittadini. Inviterei tutti i cittadini a prendere consapevolezza che è necessario fare rete e quindi stare attenti a tutto quello che succede nel proprio vicinato e informare subito le forze dell'ordine. A Lugo c'era il controllo del quartiere, che se c'era qualcosa si avvisava via WhatsApp, diciamo. Funziona? Sì, funziona. Funziona molto quello. Mi sono messa nei panni di questa ragazzina di 12-13 anni, mi sembrava di aver capito il terrore che può aver provato. Oltre comunque il dramma e il terrore della famiglia, dei nonni in questo caso. Cosa possiamo dire? Che non siamo al sicuro, non siamo tutelati. Una vergogna, dovrebbe pene più severe. Sono d'accordo con il sindaco su questa cosa, perché solamente facendo rete fra di noi possiamo aiutare anche noi la forza dell'ordine, perché non possono fare da soli, sono anche troppo pochi. Lo avete sentito, insomma, si cambia provincia ma il coro è unanime, hanno bisogno di sentirsi più sicuri soprattutto nella propria abitazione e di pene più certe. Ed ora ci spostiamo nel veneziano a Mestre, dove continuiamo con la cronaca, perché c'è stata un'altra aggressione a bordo di un bus della CTV. Ce ne parla la nostra Anna Maria Parisi, che la vedo già pronta nello schermo. Anna Maria, buongiorno. Buongiorno anche a te Daniele e ai nostri telespettatori e telespettatrici. Nuova aggressione ai danni di un controllore a CTV, una donna, è accaduto ieri alle 16 a Chirignago a bordo della linea 7, aggredita da un quasi collega perché il biglietto che deteneva non era conforme alla linea prevista. Con noi il segretario generale della FIT CISL Veneto, Marino De Terlizzi. Buongiorno. Buongiorno. De Terlizzi, è una sua iscritta l'aggredita? Sì, abbiamo saputo proprio ora che
che purtroppo la protagonista in senso negativo di questa vicenda è una nostra iscritta, e quindi presteremo non solo tutta la solidarietà ma anche tutta la tutela legale che possiamo mettere in piedi come organizzazione sindacale, cosa che peraltro facciamo con tutti i nostri iscritti, e abbiamo già provveduto con un marinaio che fu vittima di un'aggressione in occasione di una collisione in tempo da nebbia. Senta, ci racconta brevemente cosa è successo ieri? Ma da quello che ci è dato di sapere sembra che la collega stesse facendo nell'adempimento del suo dovere il controllo dei titoli di viaggio a bordo, e il titolo di viaggio detenuto da questo passeggero non era conforme alla tratta e quindi alla tariffa. Giocoforza non aveva altra soluzione che elevare contestazione per il pagamento di una sanzione amministrativa. A quel punto, sempre dalla descrizione sommaria che peraltro viene riportata anche dai giornali, il soggetto è andato in escandescenza e c'è stato un alterco. L'autista ha fermato l'autobus, ha chiesto soccorsi, sono arrivati sia il 118 che le forze di polizia, che poi hanno provveduto a fermare e identificare il soggetto. Ecco, il soggetto, come lo chiama lei, è un collega della dipendente aggredita? Ma guardi, la CTV si serve di aziende in subappalto per servizi accessori al trasporto pubblico locale, come quella del presidio dei pontili della CTV. Quindi definirlo collega è un po', diciamo così, una forzatura allargata in questo senso. Poi è un lavoratore anche lui, bisognerà capire qual è stata la dinamica, ma certo che un'aggressione non può essere mai giustificata, tanto più a un agente durante lo svolgimento del suo servizio, e anche in questo caso, senza voler essere discriminatoria, a un agente del sesso femminile che non poteva avere certamente le forze per controbattere fisiche rispetto allo stesso aggressore, se tale si può chiamare. Ecco, questa ragazza, perché di una ragazza si parla, adesso si trova a casa in infortunio dal lavoro, e raccontava di come fosse stata anche presa dal panico nel momento in cui ha subito questa aggressione. Si è avvenuta di fronte ai tanti passeggeri a bordo di quel bus. Si è trovata catapultata, sbattuta contro le porte del mezzo, e ha avuto anche gravi attacchi di panico. Ora, ripetiamo, è a casa in infortunio dal lavoro, e il sindacato, come diceva appunto Marino De Terlizzi, le fornirà tutta l'assistenza anche legale del caso. Insomma, sempre le donne, comunque sempre più le donne purtroppo vittime di queste aggressioni, anche laddove svolgono professano la loro attività. Beh, guardi, allora purtroppo questo fenomeno dell'aggressione si sta avendo una recrudescenza molto grave, tant'è che anche a livello ministeriale le organizzazioni sindacali di categoria stanno lavorando con il Ministero degli Interni e dei Trasporti per siglare un protocollo di sicurezza che deve definire delle azioni preventive e repressive rispetto al fenomeno delle aggressioni, se no tra poco non troveremo più nessuno che svolgerà questo mestiere. Tanto più che in quest'ottica domani le organizzazioni sindacali territoriali verranno convocate dal prefetto di Venezia, il dottor Darko Pellas, proprio per la stipula e la firma di un protocollo sulla sicurezza che prevede delle azioni preventive e repressive fino ad arrivare al DASPO per coloro i quali vengano presi insomma, purtroppo protagonisti di questi tipi di aggressione. Quindi ci auguriamo che le istituzioni, a partire dal governo, sempre di più prendano coscienza di questo purtroppo fenomeno che è sempre più recrudescenza, e al pari di quanto è stato legiferato per il personale dei pronto soccorsi ci sia lo stesso trattamento legale e normativo anche del personale frontline che agisce sui mezzi di trasporto pubblico locale e anche ferroviari, perché abbiamo anche i colleghi ferroviari, ma non solo, anche negli aeroporti purtroppo si vedono questi episodi di aggressione. E abbiamo bisogno di una legge che tuteli e che non metta poi i lavoratori in condizione di sporgere querela
perché poi alla fine diventa una specie di querelle tra i due singoli lavoratori, mentre la gente era lì che invece stava svolgendo un servizio di pubblica utilità e a tutela e a salvaguardia non solo dei passeggeri ma anche dei beni aziendali. Domani quindi siamo in attesa di questa firma importantissima, questo protocollo per la sicurezza dei lavoratori, dei trasporti, che prevede anche il DASPO urbano per gli aggressori. A che ora domani è l'appuntamento? Domani siamo stati convocati alle ore 8:30 e colgo anche l'occasione per ringraziare le istituzioni tutte e in particolare il prefetto di Venezia che ha dimostrato la sensibilità in tal senso. E ci risentiremo per domani anche. Sicuramente. Quindi da Mestre è tutto con il nostro ospite Marino De Terlizzi, segretario generale FIT CISL Veneto, e le immagini di Sandro Ponchio. Restituisco la linea, Daniela. Grazie davvero ad Anna Maria Parisi, grazie per questo contributo. Noi continuiamo con la cronaca e ci spostiamo nel Padovano. Da Cittadella arriva una nuova storia di atti di bullismo che sfociano in veri e propri pestaggi. È quanto accaduto 2 giorni fa nel parcheggio che serve gli istituti scolastici superiori della città murata, immagini immortalate in un video. Io non metto le mani addosso, a me, tu mi spieghi fra. Hanno tutti e due 16 anni, studenti di uno degli istituti scolastici superiori di Cittadella. Le immagini raccontano quella che sembra purtroppo un'ordinaria violenza. Uno dei 2 giovanissimi prende il secondo per il bavero della giacca e lo butta a terra, tutto ripreso dal cellulare di un compagno. Io non metto le mani addosso, a me, tu mi spieghi fra. Ad assistere alla scena sono in tanti, decine di studenti, nessuno che interviene. Una scena terribile in cui i ragazzi urlano, si minacciano. Una scena che ha un prima. Il giovane strattonato che in classe viene deriso e cerca di difendersi. Il compagno che lo deride, che chiama amici di rinforzo che nei giorni precedenti minacciano il 16enne con messaggi del contenuto esplicito per arrivare a quella che ha tutta l'aria di essere una spedizione punitiva martedì mattina, che finisce con la vittima costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso e a casa da 2 giorni, con i genitori che stanno pensando di rivolgersi a uno psicologo e hanno paura per il figlio e nel frattempo sporgono denuncia ai carabinieri perché sia fatta davvero giustizia. Le indagini sono in corso perché la verità si è ricostruita a 360 gradi. Resta un'inspiegabile violenza fatta davanti a decine di testimoni inermi poco prima dell'ingresso di una scuola dove si dovrebbe entrare per imparare, crescere e condividere. E rimaniamo a Cittadella, sentiamo le parole del sindaco di Cittadella raccolte dal nostro Alex Giuliano su questo ennesimo episodio di violenza e di bullismo fra giovanissimi, fra l'altro proprio di fronte ad una scuola. Sentiamo. Sindaco alle nostre spalle, dove si è verificato l'episodio che ha visto coinvolti alcuni giovani in una rissa che impone una riflessione in più, sia per quello che riguarda la prevenzione, sia per quello che riguarda il tema di una maggiore sicurezza a scuola e fuori la scuola. Purtroppo sì, è un fatto grave. Un fatto che vede una lite dove sono venuti alle mani in maniera anche pesante due ragazzi, soprattutto uno ha subito un'aggressione molto, molto pesante. È chiaro che la problematica è una problematica che non è di oggi, è una problematica che purtroppo esiste sempre più nei nostri territori. Anche ai nostri tempi c'erano liti tra ragazzini, ma normalmente erano ragazzini, diciamo, che non avevano particolari problematiche, che magari litigavano tra di loro. Oggi però la situazione è molto grave perché bisogna chiedersi le famiglie alle spalle se esistono o non esistono, capire come la scuola si comporta nei confronti di questi ragazzi, e fatti come questi vanno condannati in maniera pesante. Io mi auguro che vengano presi dei provvedimenti esemplari, perché dobbiamo finirla con il buonismo, anche se sono dei ragazzi minorenni,
è giusto che si cominci a tracciare una linea netta nel distinguere quello che è giusto e quello che è sbagliato, chiarendo in maniera precisa che questi atteggiamenti, mettere le mani addosso, picchiare qualcuno anche in maniera abbastanza pesante, buttandolo per terra, non è il modo di risolvere le problematiche. Esiste il dialogo, esistono tantissimi altri modi, e qui dobbiamo chiederci qual è il ruolo che può avere un'amministrazione comunale, qual è il ruolo che può avere la scuola, ma soprattutto qual è il ruolo che devono per forza avere le famiglie. Questa è un'area importante, quella alle mie spalle, e qui arrivano migliaia di ragazzi ogni giorno con auto, con gli autobus, eccetera. È un'area comunque attenzionata dalle forze dell'ordine per varie problematiche che ci sono state, che riguardano anche purtroppo l'utilizzo di stupefacenti. A breve verranno installate delle telecamere in modo da avere un controllo da remoto, ma soprattutto anche il registrare quello che accade durante tutta la giornata. Sono stati stanziati i fondi nel mese di novembre, dove c'è tutto l'iter da fare dalla progettazione e dall'approvazione da parte della questura, e quindi ecco, l'attenzione nostra è massima. Ed ora la bella notizia che è arrivata ieri, salvata dopo 72 ore dalla grotta di Bueno Fonteno tra i soccorritori anche il gruppo del soccorso speleologico vicentino. Per noi li ha sentiti la nostra Luisa Bertini insieme a Simone Squarcina. Siamo in compagnia con due degli speleologi, dei soccorritori che si sono occupati dei soccorsi alla grotta di Bueno Fonteno per Ottavia Piana, operazione che si è conclusa dopo circa 72 ore, la cui complessità è stata proprio nelle ore di permanenza. Sono in compagnia con uno degli infermieri, Mattia Merlo. Quali sono state le difficoltà e che cosa emerge da questa esperienza così particolare? La difficoltà più grande comunque è stata il fatto che il ferito, cioè la ferita Ottavia, era in una parte della grotta abbastanza remota, insomma, rispetto all'esterno, e di conseguenza ci aspettavamo già, quando ci hanno contattato, che sarebbe stato un recupero che non sarebbe durato poco, ecco. E comunque la squadra di primo intervento è entrata il sabato, e io, come sono un infermiere, sono entrato la domenica alle 17 e siamo arrivati su Ottavia in una parte di grotta un po' abbastanza franosa, in cui abbiamo dovuto superare dei passaggi un po' stretti, però comunque sempre in sicurezza, ecco, garantendo la sicurezza nostra e di Ottavia. Un monitoraggio è stato costante, tanto più che vi fermavate, c'erano dei punti di sosta proprio. E diciamo che il monitoraggio è stato abbastanza costante, permettendo gli ambienti della grotta, nel senso che comunque a volte il recupero durava 2-3 ore e poi ci si fermava, a volte un'ora e poi ci si fermava, perché naturalmente magari non c'era lo spazio adatto per montare questa nostra tenda particolare, in cui praticamente, per attrezzare, insomma, un punto caldo dove poterla valutare, poterla far riposare, mangiare, bere, ecco. Con noi c'è anche Simone Valmorbida, che invece si è occupato della parte tecnica. Siete stati 22-27 ore all'interno, e come funziona proprio il recupero? Sì, esatto. Ovviamente nel momento in cui si va a operare in zone molto remote della grotta, questo richiede delle permanenze all'interno della grotta sostenute all'incirca intorno alle 20 ore, 12 ore sulla barella di lavoro, più il tempo per entrare, quindi partire dall'ingresso grotta e raggiungere la barella, il luogo di lavoro, e da quando smontiamo dalla barella facciamo il passaggio di consegne verso la squadra successiva a uscire dalla grotta. Io mi sono occupato immediatamente successivo al gruppo di Mattia di movimentare la barella in una zona caratterizzata da un meandro abbastanza ampio, dove comunque la barella passava,
però con molta acqua, con molto scorrimento di acqua sul fondo. Questo ha obbligato tutti i soccorritori a fare un grosso sforzo, anche entrando nell'acqua, per tenere la barella sollevata e per permettere uno spostamento costante e sicuro della barella, che non poteva essere fatto in altri modi. Ecco, per noi ovviamente è tutta un'incognita, ma voi siete addestrati, siete volontari, siete addestrati a questo tipo di attività, però vi portate nel cuore un'emozione particolare perché questo è stato un intervento comunque lungo. Sì, una delle emozioni più grandi è vedere Ottavia, la ferita, che nel momento in cui è stata presa in consegna era dolorante, aveva comunque forti traumi e questo gli causava una certa sofferenza, e però presa in carico dai medici e vedendo che anche le squadre tecniche la facevano movimentare, la facevano uscire tutto sommato anche in maniera comoda senza aggravare questa situazione, lei ha preso coraggio e quindi ha cominciato a far sparire la sofferenza dal volto, anche a sorridere, a scherzare, a parlare con noi, fino a essere veramente una parte fondamentale del recupero, perché questa grotta, che per lei era casa sua, era conosciutissima, per tutti gli altri tecnici non era così conosciuta, e lei ogni tanto ti diceva: ma guardate, io questo posto lo riconosco, qua siamo a 100 metri dal pozzo, qua invece, dopo 1 ora, 2 ore di progressione, qua invece siamo vicini al lago, e questo aiutava noi che non conoscevamo così bene la grotta, quando comunicavamo all'esterno, di dire: guarda, in questo momento la barella è qua, facciamo una pausa per condizionare il ferito, oppure facciamo una pausa per far riposare la squadra che ne ha bisogno, eccetera. Quindi hanno portato un sorriso nell'abisso. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. E noi andiamo avanti con la cronaca. Prima di andare in pubblicità, una notizia che è giunta da poco in redazione, un dramma questa mattina in un'azienda metalmeccanica di San Zenone degli Ezzelini, dove un operaio di 49 anni è stato stroncato da un malore mentre stava lavorando. L'allarme alla centrale del 118 è stato lanciato dagli stessi colleghi che hanno visto l'operaio cadere a terra. L'uomo è stato soccorso in un primo momento dai colleghi e dal titolare. Per una ventina di minuti gli hanno praticato il massaggio cardiaco, purtroppo inutilmente. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Asolo Fonte, che hanno provveduto ad avvertire i familiari della vittima. Si tratta di un 49enne pugliese di origine ma residente a San Zenone. Ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Siamo tornati in studio e andiamo subito a Padova, dove 16 No Global sono a processo per gli scontri avuti con le forze dell'ordine. Ce ne parla la nostra Chiara Gaiani. Chiara, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori. Con il collega Federico Cibotto ci troviamo in via Raggio di Sole, alle mie spalle la sede dell'Ater. Gli scontri sono avvenuti proprio qui, era il 9 novembre del 2022, giornate di tensione con i No Global, che in città avevano già dato vita ad altre proteste. Quella mattina ci fu lo sgombero di alcuni appartamenti occupati, appartamenti Ater in via delle Melette nel quartiere Palestre. Siamo davvero molto vicini anche alla sede dell'Ater. Già lì le prime tensioni con la polizia, poi la manifestazione si è spostata qui dove ci troviamo e state vedendo anche le immagini relative a quel giorno così drammatico. Da una parte le forze dell'ordine schierate davanti all'ingresso dell'Ater per evitare l'ingresso dei disobbedienti, dall'altra i disobbedienti, che erano davvero in un numero consistente, che provavano a forzare il cordone. Diverse cariche della polizia ci furono e feriti da una parte e dall'altra, per la precisione 3 poliziotti e 4 carabinieri. Le indagini partirono subito all'interno di uno degli appartamenti occupati. La polizia sequestrò anche delle mazze, dei tirapugni, vennero identificati vari disobbedienti, 16 per la precisione, come dicevi. Ieri il GIP del Tribunale di Padova ha deciso per loro il processo. Saranno accusati di lesioni
e di resistenza pubblico ufficiale in 16 appunto. Il processo, prima udienza è fissata per il 14 maggio prossimo. Direi che da Padova è davvero tutto. Ringrazio Federico Cibotto per la collaborazione tecnica e ti restituisco la linea. Grazie davvero a Chiara Gaiani. Noi continuiamo con la cronaca e ci spostiamo a Treviso, in provincia e anche in città, dove sono scattate nelle prime ore di oggi perquisizioni della squadra mobile della Questura di Treviso a carico di 8 giovani tra i 16 e i 19 anni per tentato omicidio in seguito al ferimento di un 22enne avvenuto il 12 dicembre scorso in via Castelmenardo durante una rissa tra adolescenti in preda all'effetto di stupefacenti. Degli 8 ragazzi 6 sono minorenni. Sono 10 per il momento i giovani indagati per il ferimento del 22enne colpito in maniera seria con un fendente al collo, inferto con una bottiglia rotta. Il ragazzo si trova ancora ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata all'ospedale Cafoncello. Ed ancora nel Trevigiano, questa volta a Castelfranco, sempre minori coinvolti. Sono stati identificati e denunciati dai carabinieri di Castelfranco 3 minorenni tra i 14 e i 16 anni che lo scorso 24 ottobre, durante una protesta studentesca contro la decisione dell'ITIS Barsanti di modificare l'orario della ricreazione, avevano bloccato con alcuni compagni l'auto di un docente mentre stava cercando di entrare a scuola. Alcuni dei manifestanti avevano iniziato a scuotere l'auto impedendo alla docente di uscire dal veicolo. Solo dopo ripetuti segnali di richiesta di aiuto, tra cui l'uso del clacson, le urla, 2 studenti sono intervenuti per agevolare la situazione, permettendole di ripartire. Dalle indagini è emerso il ruolo determinante dei 3 minorenni nella vicenda. Sono stati segnalati tutti e 3 alla Procura per i minorenni di Venezia con le ipotesi del reato di violenza privata. Ed ora torniamo a parlare del tragico incidente di Borgo Veneto. I funerali della vittima Mario Masiero, conosciuto da tutti come Nonno Mario, si svolgeranno sabato mattina. Si terranno sabato mattina alle 10 nella chiesa di Saletto a Borgo Veneto i funerali di Mario Masiero. Nonno Mario, così lo conoscevano tutti in paese, è mancato all'affetto dei suoi cari ieri poco dopo le 7, quando alla guida della sua auto, dopo aver invaso la corsia opposta, si è scontrato con un camion. C'era nebbia in quel momento a Santa Margherita d'Adige, in via Umberto I. Il camionista, un 50enne del Vicentino, ha tentato di tutto per evitare l'impatto, ma non c'è stato nulla da fare. Mario Masiero, incastrato tra le lamiere, non ce l'ha fatta. 79 anni, da sempre aveva lavorato nel territorio come ristoratore, aveva aperto di buon mattino il suo locale, la trattoria pizzeria Nonno Mario, era andato a prendere il giornale e stava tornando al lavoro come tutti i giorni, con la vitalità che lo caratterizzava e i 1000 progetti che aveva in mente, di cui aveva recentemente parlato anche con il sindaco Michele Sigolotto. Una perdita per tutta la comunità che si prepara commossa a salutarlo sabato. Ed ora parliamo di autovelox fissi. Bocciate dalla prefettura le richieste di installazione avanzate da 26 comuni trevigiani. La nuova normativa impedisce di posizionarli nei tratti individuati dalle amministrazioni locali. Nuova norma più stringente per l'installazione di autovelox fissi sulle strade. Il tavolo tecnico dedicato alla sicurezza stradale in prefettura ha respinto in blocco le istanze presentate da 26 comuni della Marca relative principalmente a strade provinciali e regionali gestite da ANAS e Veneto Strade. Lunedì scorso si è riunito l'osservatorio sugli incidenti stradali, come avevo preannunciato che entro la fine dell'anno sarebbe stata fatta la verifica di tutti i tratti di strada per i quali era stata richiesta l'installazione di nuovi sistemi di rilevazione della velocità sono stati portati quindi a conoscenza dell'osservatorio ed esaminati in quella sede tutte le istanze che erano pervenute da diversi comuni e l'esito delle verifiche svolte dal tavolo tecnico che era stato costituito. E abbiamo riscontrato che rispetto
rispetto ai requisiti che richiede la normativa vigente non ci sono possibilità di autorizzare quei tratti. Nella sostanza resteranno per ora operativi solamente gli autovelox in tangenziale a Treviso e quello in funzione in via Kennedy a Riese Pio X. Il codice della strada rivisto dall'attuale ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini rende ancora più restrittivi i requisiti già previsti nella direttiva a firma dell'ex ministro dell'Interno Marco Minniti. Occorre una correlazione stretta tra l'incidentalità in uno specifico tratto di strada e l'alta velocità come causa, altrimenti l'autovelox fisso non può essere installato. Ne avevano fatto richiesta a comuni grandi e piccoli, da Preganziol per un tratto di Terraglio a Carbonera fino ad Asolo. I comuni sono stati invitati allora in alcuni casi a rivedere gli stessi tratti perché a volte erano troppo lunghi e meno puntuali di quelli che potevano essere. Ed ora parliamo ancora di Velox. Fleximan torna a colpire. È stato abbattuto un altro Velox a mesi di distanza dall'ultimo episodio in Polesine. È accaduto ieri pomeriggio a Riva di Ariano nel Polesine, dove è stato segato il dispositivo per la rilevazione automatica dei superamenti del limite di velocità. Resta ovviamente da vedere se vi possa essere un collegamento tra questo ride e i precedenti, tenendo presente che è tuttora da dimostrare che tutte le incursioni in Polesine siano ascrivibili ad un'unica mano. Di quanto accaduto a Riva di Ariano nel Polesine sono stati ovviamente avvertiti i carabinieri, che ora condurranno le indagini per cercare di identificare l'autore o gli autori di questo gesto. E parliamo di sicurezza stradale. L'uso del telefono alla guida, la prima causa di incidenti un po' dappertutto, dal Veneto al Friuli. Basta un secondo di distrazione per spezzare una vita. Parla il sostituto commissario della Polizia di Stato, Silvio Buttazzoni, testimonial del governo per la campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale. La figlia Giulia fu vittima del tragico incidente in via Marchesetti il 2 dicembre 2016 a Trieste. Appuntamento alle 11 al comando della Polizia Stradale di Trieste in via Mascagni per l'incontro con gli studenti della scuola sul tema della guida sicura. Io di quel giorno ricordo nitidamente tutto ed è sempre una ferita che non si rimarginerà mai. Ricorda quel giorno come fosse ieri, trattenendo a fatica le emozioni. Era il 2 dicembre 2016 quando la figlia di Silvio Buttazzoni, Giulia, fu investita da un'auto a Trieste in via Marchesetti, zona Ferdinandeo. Uno scontro fatale che non aveva lasciato scampo alla quindicenne. Ora il padre, sostituto commissario della Polizia di Stato, sezione Polizia Stradale di Trieste, è testimonial dello spot del Ministero dell'Interno sulla sicurezza stradale. Fermiamo questa strage, il titolo della campagna di sensibilizzazione. Anche le nuove norme che sono state introdotte nel codice della strada creano e mettono le basi solide sul soggetto debole. Se io sono con uno scooter e non rispetto un attraversamento pedonale, posso investire una persona. Quello che è successo a mia figlia, è stata investita sulle strisce pedonali. Vabbè, è successo, ok. Sicuramente si è trattato di una disattenzione, non si può tornare indietro, però si deve pensare al futuro e cercare di evitare che queste cose succedano di nuovo. A 50 km all'ora noi percorriamo 18 metri, se io per un secondo mi distraggo ho percorso 18 metri, quando ha visto il pericolo ho un altro secondo di reazione e almeno altri 2 secondi per fermarmi, ho già fatto 100 metri quasi. Diventa veramente molto pericoloso distrarsi alla guida. La campagna di sensibilizzazione è partita il 30 novembre con un ciclo di incontri, coinvolti i giovani delle scuole di ogni ordine e grado, sono loro i conducenti del futuro. L'importante è che i ragazzi si rendano conto della difficoltà e della complessità della guida. Guidare è un'attività molto complessa, basti pensare che serve l'udito, la vista, le mani, i piedi. Tra l'altro gli incidenti stradali sono la principale causa di morte tra i ragazzi fino ai 30 anni, quindi oggi più che mai è importantissimo che le regole del codice strada vengano rispettate, perché le regole sono fatte per la sicurezza di tutti e non per punire qualcuno perché commette un'infrazione. Oggi la causa principale degli incidenti è la distrazione alla guida dovuta specialmente al cellulare, all'uso indiscriminato e sbagliato del cellulare.
E noi continuiamo con la cronaca tornando a parlare della violenta rissa al carcere minorile di Treviso, con 4 agenti della polizia penitenziaria che sono rimasti feriti. Uno, lo ricordiamo, in ospedale per una lacerazione profonda alla testa perché colpito da un estintore. Nel 2002 era scoppiata un'altra rivolta ed il centro era stato chiuso per diversi mesi. Il sindacato dice è una bomba innescata. Calci, pugni, parolacce, una violenta rissa scoppiata all'interno del carcere minorile di Treviso. In un attimo il finimondo. Il bilancio è di 4 agenti della polizia penitenziaria feriti. Uno ha subito una lacerazione alla testa perché è stato colpito da un estintore. Si tratta di un altro episodio di violenza dopo quello del 2022 che aveva portato la struttura alla chiusura per un lungo periodo. Quella volta erano stati date le fiamme anche i materassi. Immediata la denuncia da parte del segretario per il Triveneto del sindacato autonomo polizia penitenziaria Giovanni Vona. Alta tensione fino alle 2 di notte per calmare gli animi e dividere i detenuti, tuona. Ancora una volta nessuno ci ascolta. Si è verificato quello che abbiamo denunciato non meno di 10 giorni fa. Il comandante che ci avevano promesso non è mai arrivato e sembra che non arrivi prima dell'anno nuovo. Sono problemi che ci trasciniamo da parecchio tempo. Uno su tutti, la struttura non è assolutamente idonea per ospitare un numero elevato di detenuti rispetto a quello che è la capienza naturale, quindi una capienza stimata, fissata su 12-14 detenuti, e se si arriva a superare il doppio di capienza ovviamente i problemi vengono amplificati. Ed ancora, il fatto più grave è che il promotore della rissa è lo stesso detenuto che ha causato la rivolta nel 2022, a seguito della quale venne chiusa la struttura per quasi 2 anni. È disarmante questa situazione, cioè riportare l'autore come dire, in un ambiente dove il messaggio che passa è quello che può fare quello che vuole, lo fa. Una situazione insostenibile per la polizia penitenziaria che deve operare con poco personale. Il carcere di Treviso è là in attesa di soluzioni, quello minorile di soluzioni, si parlava ancora tempo fa di spostare tutti i detenuti a Rovigo, abbiamo visto che, come dire, non si è mosso nulla. Potrebbe essere pronto a breve il nuovo istituto minorile di Rovigo, ancora non si sa che fine farà la struttura di Treviso. Io sinceramente la struttura la conosco molto bene da anni, per me è assolutamente non idonea, è da chiudere assolutamente. Intanto una parte dei detenuti che hanno provocato la rissa verranno trasferiti in un altro istituto. Ed è piantonato in ospedale il 32enne nigeriano che ha cercato di uccidere 2 agenti di polizia intervenuti in via Trieste a Padova per calmarlo. Il giudice ha confermato il fermo. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova ha convalidato l'arresto del 32enne nigeriano irregolare in Italia che nelle prime ore di lunedì scorso si era scagliato con una grossa ascia contro 2 poliziotti delle volanti in via Trieste, tentando di colpirli. Uno dei 2 agenti della questura, dopo oltre un'ora di mediazioni e tentativi di calmare l'uomo, per difendersi dall'aggressione ha sparato un colpo di pistola che ha ferito lo straniero ad una tibia. Il GIP ha convalidato l'arresto per tutti i capi di imputazione: tentato duplice omicidio aggravato, resistenza pubblica ufficiale e porto abusivo di arma, disponendo la custodia in carcere. Il 32enne ora è in stato d'arresto all'ospedale di Padova. Ed oggi è un anno dalla morte di Vanessa Ballan, uccisa per mano di Bujar Fandaj, il 40enne originario del Kosovo. Per ricordare Vanessa ci sarà un corteo alle 19:30 di questa sera da casa a Riese agli impianti sportivi in via Don Gnocchi, dove si trova la panchina rossa in memoria della 26enne uccisa a coltellata dal cittadino del Kosovo. Ed ancora sabato ci sarà un sit-in davanti alla procura di Treviso per chiedere
giustizia per Alex Marangon. Vi ricordo il giovane che è morto, che è stato trovato nelle acque del Piave dopo aver partecipato ad un rito sciamanico. Era scomparso, poi è stato trovato 2 giorni dopo nel Piave. Ancora i genitori, le familiari non conoscono la verità sulla morte di questo giovane e appunto sabato dalle 10 alle 13 ci sarà un sit-in davanti alla Procura di Treviso. Le associazioni dei risparmiatori truffati lanciano l'allarme su quel che resta delle banche venete dopo il crack. 300 milioni rischiano di andare in fumo, dicono intervenga la politica. I risparmiatori che sono stati comunque derubati dei propri risparmi, dove lo Stato doveva risponderne, adesso sta mettendo in dubbio i famosi 240 milioni del FIR che dovevano essere assegnati, mentre il ministro Giorgetti non comunque molto tempo fa ha detto che verranno assegnati ai fondi dell'automotive e così saranno perduti. Questo è l'allarme che lanciano le associazioni di risparmiatori sul FIR, il fondo indennizzo risparmiatori creato per tutelare i truffati dei crack delle banche venete. Non solo questo però, perché mancano all'appello anche i fondi provenienti dalla liquidazione dei beni di Veneto Banca. Ci sono oltre 50 milioni di euro di un asset di Veneto Banca che è stato comunque assegnato tramite un'asta a Milano alla Pegaso SPA, unica partecipante all'asta, però 2 anni fa questo non sono ancora stati riscossi questi fondi e distribuiti ai danneggiati. I 240 milioni trovati anche grazie alle associazioni in difesa dei consumatori dai conti correnti dormienti devono andare a ristorare i truffati. Sono dei soldi che i risparmiatori avanzano, come avanzano quel miliardo che è stato portato via nel 2019, come avanzano altri soldi, perché la situazione delle ex banche non ha insegnato niente. L'appello è alla politica che vigili. Che si diano una mossa, che si preoccupino dei loro veneti, di noi veneti. A gennaio partirà una nuova commissione parlamentare a cui parteciperanno anche le associazioni dei truffati. Noi saremo assieme ad altre associazioni lì per dire le nostre proposte, però in maniera proattiva. Noi vi troviamo i soldi che voi non ci dovete dopo portare via, perché se no sta storia non finisce, perché se vi troviamo i soldi che non sapete di avere INPS, Enel, INAIL, non sapete di averli, bene, quei soldi li date a chi il sistema assicurativo e bancario li ha portati via. Ed una notizia che arriva ora in redazione di cronaca: una ventina di attivisti del centro sociale Rivolta hanno occupato per circa un'ora il consolato onorario turco a Venezia per protestare contro gli attacchi in Siria. I manifestanti sono entrati nello stabile senza creare danni o provocare incidenti, hanno esposto uno striscione che stigmatizzava l'intervento turco in Siria e poi si sono allontanati sul posto la Digos della Questura di Venezia. Ed ora invece torniamo a parlare del caso di Andrea Pelloni, vi ricordo il 55enne di Trevignano, morto dopo essere tornato a casa da un viaggio in Congo. I primi esiti degli esami eseguiti allo Spallanzani evidenziano positività alla malaria. L'uomo era partito senza sottoporsi alla profilassi antimalarica. Le autorità sanitarie ora attendono gli altri accertamenti per stabilire le cause del decesso ed escludere eventuali altre malattie concomitanti con conseguenze per la salute pubblica. Vediamo se possiamo vedere il servizio. Positività alla malaria. A meno di 48 ore dalla morte di Andrea Poloni, 55 anni, trovato senza vita nella sua casa a Trevignano dopo un viaggio in Congo, sono arrivati i primi esiti delle analisi in corso all'Istituto Spallanzani di Roma. La prima diagnosi che è stata fatta sul soggetto è quella di malaria. È chiaro che, vista la gravità
del caso, il fatto che è stato riscontrato anche sono state riscontrate la presenza di emorragie. Dobbiamo necessariamente indagare per vedere se ci sono altre malattie concomitanti che possono essere importanti per approntare quelle che sono le misure di sanità pubblica rispetto ai contatti. Al momento dunque le autorità sanitarie regionali sono in attesa degli esiti di tutti gli accertamenti effettuati in condivisione con il Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità e lo Spallanzani. Solo quando si avranno tutti i risultati sarà possibile stabilire la causa della morte dell'imprenditore trevigiano rientrato dal Congo martedì scorso. Il sospetto decesso per febbre emorragica ha fatto scattare nella Marca il protocollo previsto con l'isolamento dell'unico contatto del 55enne e l'interdizione dell'abitazione dove Andrea Poloni è morto. Le notizie delle ultime ore, pur nel dolore ed il cordoglio per la perdita di un uomo amato e stimato, fanno comunque tirare un primo sospiro di sollievo alla comunità. Io ho sempre detto che ho la massima fiducia nei nostri organismi sanitari e che se ci fosse stato un effettivo pericolo ci avrebbero allertato prontamente. Quindi mi spiace, colgo l'occasione per fare condoglianze ai familiari e ci dispiace molto per quello che è successo, anche perché è una persona giovane. Intanto la compagna di Andrea Poloni, originaria del paese africano, rimasta a Kinshasa, dove seguiva con il 25enne un progetto umanitario, è ancora incredula di fronte alla notizia della morte. Quello che posso dire è solo che il viaggio di Andrea non è stato in un posto pericoloso, non abbiamo incontrato niente che potesse mettere la nostra vita in pericolo. Ed in memoria di Andrea, Carol porterà avanti il progetto. Una persona stupenda sempre per gli altri. Lui quando ha abbracciato questo progetto Bana Nkanga, quando mi ha visto fare, l'ha abbracciato, ha detto wow, possiamo aiutare tante persone. Ed era questo il suo scopo, aiutare gli altri. L'ha sempre fatto, anche in Italia, ha sempre vissuto per gli altri, qualsiasi cosa. Non voleva vedere sofferenza attorno a sé. Questo è Andrea. E lasciamo la cronaca per parlare dei dati della CGIL sulle dichiarazioni dei redditi dei trevigiani, salari al palo, spese sempre più alte soprattutto per curarsi, e nei 730 compaiono soldi all'estero e criptovalute. 22.666 euro di reddito medio annuo contro un'inflazione che galoppa e spese sempre più elevate a cominciare dalla sanità. Confermano le preoccupazioni ripetutamente espresse dal sindacato i dati CGIL sui redditi dei 71.563 trevigiani che in tutta la provincia si sono rivolti al CAF per la denuncia dei redditi 2023, principalmente pensionati e lavoratori dipendenti. La fascia con il reddito medio più alto, quella tra i 51 e i 60 anni, che si attesta sui 25.861 euro annui. Pesante anche il gap tra uomini e donne. 4.500 euro la differenza nella fascia 21-30 anni, addirittura 11.000 in quella tra i 61 e i 70. L'incremento dal 2021 al 2022 dei salari, che è intorno al 4%, non copre l'inflazione, che è intorno al 17% per i redditi medi, ma che si alza molto di più per quanto riguarda i redditi bassi, siamo intorno al 22%. Tra il 2019 e il 2023 spese sanitarie cresciute da 6.650 euro pro capite a 7.260, effettuate spesso e volentieri anche nel privato e all'estero. In calo mutui per acquisto e costruzione prima casa. In crescita invece le rendite da fabbricati derivate da affitti, numeri che fotografano anche cambiamenti di stili di vita. Abbiamo notato che c'è anche un incremento di molte persone che hanno patrimoni all'estero, che siano intesi come fabbricati piuttosto che redditi, sia che lavorino all'estero ma anche che per brevi periodi o fanno investimenti come criptovalute o comunque investimenti in generale di conti correnti all'estero. Dall'analisi dei redditi esce un'istantanea non esaltante, conclude Visentin, che impone provvedimenti urgenti.
Credo che vada fatto un ragionamento sia per i rinnovi dei contratti, rimettendo in tasca dei lavoratori significativi aumenti, e dall'altra parte che si faccia una revisione anche delle politiche fiscali, allargando la base imponibile, perché non possono essere sempre sulle spalle dei soliti noti, dei pensionati e dei lavoratori dipendenti il sostegno del funzionamento del Paese. Ed ora andiamo invece a Vigonza, musica e solidarietà in teatro con le note immortali di Morricone per la Fondazione Veronesi. Notte di Natale con Morricone, ma soprattutto Notte di Natale con Morricone con l'orchestra a fiati della Filarmonica Bassanese, diretta dal maestro Davide Pauletto con l'intensa voce solista di Marta Bonato, per una serata decisamente fuori dall'ordinario. Un teatro Quirino De Giorgio gremito all'inverosimile ha fatto da cornice al concerto natalizio che ha unito note e solidarietà grazie alle straordinarie colonne sonore di Ennio Morricone. Alla serata, condotta da Ida De Poli, ha partecipato anche il sindaco di Vigonza, Gianmaria Boscaro, ma c'era anche la responsabile della delegazione di Padova della Fondazione Veronesi, Elisa Drago, che ha sottolineato l'importanza della ricerca scientifica sui tumori femminili. Il ricavato della serata sarà infatti destinato proprio alla ricerca, mentre ai partecipanti resterà nel cuore la musica immortale di Morricone e lo spirito natalizio di questo evento. Ed ora ancora qualche minuto di pubblicità, poi torniamo di nuovo in studio. Coro Stella Alpina lo avete sentito, perché torna il concerto di Natale del Coro Stella Alpina sabato 21 alle 20:45, appuntamento davvero attesissimo dai trevigiani, dalla città. Torna con delle novità. Intanto buongiorno, vi presento gli ospiti. Buongiorno. Che sono Cristiano Furlan, presidente del Coro Stella Alpina, buongiorno. E Davide Furlan, il maestro. Buongiorno. Partiamo da un appuntamento davvero atteso dalla città, atteso dai trevigiani, ha sempre riscosso un grandissimo successo. Partirei con dire i due numeri più importanti del coro. In questo momento il coro ha 75 anni ed è l'anno del 75esimo, abbiamo iniziato con voi l'anno scorso
e 55 edizioni di questo concerto di Natale. Il concerto di San Francesco inizia nel 1968 ed è una radice profonda nella città, perché lega la città a noi in modo molto forte per vari motivi. Troverei un legame prima nella tradizione, quindi nella memoria. In questo momento molti tornano ad ascoltarci perché da bambini i loro genitori li portavano a questo concerto e la memoria della nostra musica rimane in loro e tornano ad ascoltarci. L'altro importante legame è sicuramente istituzionale con l'amministrazione del Comune di Treviso e in modo particolare con Mario Conte, che è stato anche uno dei nostri coristi, un mio predecessore precedente. Poi c'è una parte più intima, secondo me, che lega ogni persona, ognuno dei nostri amici che ci seguono, ed è quella di interrompere quella corsa frenetica di tutti i giorni, il lavoro, quello che ci porta ogni giorno a non fermarsi mai, a non pensare, arrivare nella chiesa sabato alle 20:45, fare insieme a noi un grande respiro ed iniziare le canzoni ed ascoltare la nostra musica per legarci al Natale, cioè alla venuta di nostro Signore, e per far passare quelli che sono anche i valori del volersi bene, insomma. Ecco, vogliamo fissare due punti importanti, che questo concerto, e dopo sentiremo quali sono le novità di questo concerto lo farete nella bellissima cornice della chiesa di San Francesco, che è insomma un simbolo della città di Treviso, e soprattutto il fatto che il vostro concerto è davvero atteso da tutti. Che effetto vi fa ogni volta che fate questo concerto vedere tantissimi trevigiani che arrivano? Beh, innanzitutto va ringraziato, vanno ringraziati i frati che dal 68 ci concedono di cantare in questa chiesa, una chiesa millenaria, diciamo, bellissima, che per noi che negli anni prima, io non c'ero perché negli anni 50, comunque negli anni prima noi abbiamo cantato nelle varie chiese di Treviso. Arrivati in questa chiesa abbiamo trovato l'acustica perfetta e questo è un altro aspetto importantissimo. Poi tutta questa gente che viene per noi è un'emozione enorme. Sentire il silenzio che si crea, la tensione e poi lo scrosciare degli applausi alla fine di ogni canzone, qualche viso emozionato, qualche mezza lacrima scesa, veramente sono cose impagabili. A tal proposito, ieri leggevo uno dei nostri coristi negli anni 90 ha scritto le memorie, scriveva tutto quello che succedeva nel coro e praticamente ha scritto questa frase che è molto bella, la vorrei leggere. Non ringrazierò mai abbastanza la stella alpina per avermi dato l'opportunità di esprimere con il canto quello che sento nell'animo e di darlo alla gente, dare senza nulla chiedere. Che grande cosa. Cioè, questo è il nostro spirito, questa è la nostra emozione che vogliamo trasmettere insieme alla tradizione e alle storie che sono narrate nelle varie canzoni. Emozione che sicuramente trasmettete, e rispetto all'anno scorso, ne parliamo proprio con il maestro, ci sono delle novità. Certo, vorrei aggiungere solo una cosa a quello che ha detto il Presidente. Per me è molto emozionante, ovviamente, essere maestro del coro per l'evento di San Francesco, ma è bellissimo vedere la presenza di bambini. Non è scontato per questo stile musicale, per la coralità in generale, soprattutto a cappella, avere come pubblico una certa presenza di bambini. E invece ho notato con stupore e anche con molto piacere
che i bambini sono molto interessati perché incuriositi nel sentire nuovi stili per loro. Sono abituati ad ascoltare pop, rock, rap, trap, tutte queste musiche moderne. Ascoltare un coro che canta da solo, senza strumenti, già questo non è così scontato, e con più voci, ecco, nella loro semplicità li sorprende. Questa è una delle cose che mi piace più notare quando siamo a San Francesco, la presenza dei bambini. E le novità invece non sarà il concerto come l'anno scorso? No. Ecco. La principale differenza è che nel 2023 abbiamo avuto un super ospite, il maestro Beppi De Marzi, e abbiamo cantato il suo repertorio, per cui è stato un concerto monoautore. Quest'anno abbiamo deciso di fare esattamente l'opposto, cioè sarà all'insegna della varietà di autori questo concerto, ma sarà monotematico, cioè canteremo solamente canti collegati alla tradizione natalizia, o comunque con tematiche natalizie, mentre l'anno scorso non abbiamo potuto farlo perché non tutto il repertorio di De Marzi è natalizio, chiaramente. Questa è la principale differenza. Poi ce ne sono di più specifiche, proprio partendo dalla nutrita varietà di autori, da Pigarelli, Dionisi, quindi avremo un repertorio molto vasto che parte dalla tradizione della SAT, arrivare ai tempi moderni, con autori moderni, vivi, come può essere Maiero, come può essere Ivan Cobbe, anche nuovi, non molto conosciuti nell'ambito del repertorio classico corale, che quindi porteranno anche degli stili molto diversi uno dall'altro, e devo dire che è una difficoltà in più per il coro perché ogni canto dovrà essere eseguito in modo diverso. Arriveremo a cantare anche uno spiritual, quindi in lingua inglese avremo anche più lingue, dai dialetti trentino, friulano, lombardo, veneto, all'inglese e allo slavo, il nostro canto più tradizionale, diciamo, di San Francesco, Mnoga Jalita. Avremo anche una destrutturazione del coro in certi canti, il coro fisicamente si dividerà, arriverà quasi a uno scontro, tra virgolette, in cui il coro si dividerà in due, sarà uno fronte all'altro, in Pastori per esempio di De Marzi, oppure si sparerà un corretto di pochi coristi e si allontanerà rispetto al coro principale. Insomma, ci saranno anche dei movimenti non solo canori ma anche proprio fisici del coro, e percettivamente, chiaramente, il pubblico potrà ascoltare diverse sfumature dei canti. Per quanto riguarda il repertorio, partiremo da canti tradizionali. Magari ne accenniamo a qualcuno. Sì, avremo intanto 2 o 3 canti nuovi, mai eseguiti prima dal coro, come Cantilena di Ivan Cobbe, che è un autore moderno, sempre con tema natalizio, appunto. Poi avremo O Felicio Chiaranotte, avremo Edelweiss, che è il secondo canto, diciamo, nuovo, che è un canto tratto da un film, The Sound of Music, con un tema molto famoso. Edelweiss, tra l'altro, vuol dire stella alpina, per cui colleghiamo anche il nome stesso. Ecco, questo è uno dei canti che vedrà il coro dividersi in questo caso. E tanti altri saremo, penso, 16, 17, 18 canti alla fine. Ecco, inizierà alle 20:45 sì. E durerà? Durerà un'oretta e mezza. Di puro silenzio, l'abbiamo detto, perché quando arrivano e quando iniziate a cantare c'è davvero un silenzio quasi sacro, direi. Esatto. Siamo all'interno di un ambiente sacro, parliamo del tema natalizio, svilupperemo, ecco, questo mi sono dimenticato di dire, dal punto di vista di testi avrà tutto un percorso che descriverà il Natale in tutti i suoi aspetti. Per cui c'è proprio la descrizione bue e l'asinello in alcuni canti, fino ad arrivare al concetto di mistero del Natale. Ecco, noi continuiamo a vedere qualche immagine. Ovviamente Atena 3 seguirà questo concerto come ogni anno, perché l'abbiamo detto, è davvero un appuntamento bellissimo e importante per il Natale. Io direi che per il pubblico sta quasi diventando come, lo vedrei come un portafortuna. Un evento un amuleto, ecco. Non a caso Mnoga Jalita significa è un augurio di lunga vita, quindi lo collego al fatto, vediamo sì molte persone, perché tante sono, come dire, persone che ogni anno tornano, un pubblico che torna fedele,
ma poi vediamo che ogni anno si rinnova, e la cosa che mi interessa più, collegandomi a quello che ho detto prima dei bambini, è che questa speriamo sia anche una tradizione che i bambini stessi porteranno avanti per lungo tempo. Di questo repertorio ce n'è una canzone che particolarmente la emoziona? Sì, è una nuova che canteremo quest'anno per la prima volta, appunto Cantilena di Ivan Cobb, perché ha uno stile molto moderno, parla in generale, non descrive il Natale nello specifico come fanno i canti più tradizionali di solito, o parlano dei pastori, o parlano alla grotta, appunto, parla della descrizione del momento della nascita di Gesù, eccetera. Questo parla più in generale e parla, appunto, si chiama Cantilena, perché racconta in un certo senso il Natale visto da vari punti di vista, a cominciare da quello dei bambini, come un momento di felicità, di allegria, di mistero anche. C'è un canto che si chiama O Mistero di Maior, che racconta ancora meglio la parte diciamo meno descrittiva, però Cantilena mi piace, primo perché per lo stile musicale, secondo perché ha delle parole molto dolci, molto raffinate, e quindi sono curioso di vedere che riscontro avrà anche nel pubblico, se emozionerà il pubblico tanto quanto emoziona me. Ecco, noi abbiamo qua il maestro, il presidente del Coro Stella Alpina, ma parliamo anche di da chi è composto questo coro. Attualmente il coro è composto da 22 coristi più uno in apprendistato. Siamo 5 primi, 5 secondi, 5 baritoni e 6 bassi. Dopo un periodo di difficoltà ci stiamo anche rimpinguando, sta arrivando gente nuova, e soprattutto è da dire che nella compagine ci sono tanti giovani, e questo mi rincuora, vuol dire che il maestro sta lavorando bene, che il nostro impatto sul pubblico e sulla gente è positivo, che la nostra associazione è ben integrata nel comune di Treviso e che stiamo ritornando ad essere una famiglia che condivide molti valori. A tal proposito direi che c'è lo spirito di sacrificio dei coristi, d'ammirazione, quello delle nostre mogli, che molto spesso non ci vedono a casa, soprattutto in questo periodo. Certo. Abbiamo iniziato a cantare dal sabato fine novembre e termineremo al 6 di gennaio ininterrottamente tutti i sabati, quindi tanta pazienza delle nostre mogli. Un sacrificio anche delle famiglie. Poi si impara molta disciplina, tanta solidarietà. Il coro quest'anno ha fatto varie donazioni, ne faremo una anche con il concerto Voci Solidali che sarà 4 giorni dopo San Francesco, e soprattutto il rispetto tra le generazioni, che il coro in questo momento abbraccia un'età che va dai 22 anni fino ai 74, e impariamo a rispettarci, i giovani rispettano i vecchi, ma anche i vecchi imparano a valorizzare i giovani. Questo è molto bello ed è una scuola di vita. Io spero che questo coro aumenti ancora di numero, che arrivino ancora giovani. C'è molto da imparare, c'è molto da divertirsi anche, perché c'è una soddisfazione enorme. E che dire, lunga vita al Coro Stella Alpina. Ecco, la cosa bella è insomma che ci sono davvero tanti giovani in questo coro, il che vuol dire che si ritorna insomma a questo tipo di canto che è davvero molto bello. Sì, e questo è quello che cerchiamo di esprimere con il canto ad ogni concerto. Il Coro Stella Alpina è tante cose. Tecnicamente semplicemente il coro è un coro polifonico maschile che canta a cappella, tecnicamente. Ma non è solo questo, il coro nasce da un gruppo di amici, ma è ancora oggi un gruppo di amici che si trovano a cantare 2 volte a settimana per le prove, più i concerti sabato e domenica, dipende dai periodi, però praticamente sviluppiamo un programma di concerti che dura tutto l'anno ormai, e questo è interessante, serve alla divulgazione anche della coralità, far conoscere non solo il Coro Stella Alpina, ma ciò che il Coro Stella Alpina esegue, quindi il repertorio corale a cappella, maschile nel caso nostro. Ma il Coro Stella Alpina è una cosa interessante, ritorno ai bambini, perché mia figlia Eleonora, che ha 7 anni, non più tardi di ieri sera, ha scritto 2 parole, ce l'ho qui in originale,
di cosa significa per lei, quindi la visione di una bambina, il coro Stella Alpina, sentendo i nostri concerti, lo leggo perché sono rimasto abbastanza impressionato. Il coro Stella Alpina racconta storie e le condivide con tutti. 2 righe semplici e vere. Il coro Stella Alpina tiene il passato, il presente ed il futuro della coralità vivi. Questo rappresenta per me tutto. Perché, come ho detto prima, i generi musicali si sovrappongono alla velocità della luce ad oggi e sono molto lontani dalla coralità pura, che è quella che si chiama noi. Quindi tenere in vita questo tipo di canti, diciamo, questo tipo di stile musicale non è facile, ed ecco perché insisto nel dire che vedere bambini, ragazzi, giovani ai concerti è forse la cosa più importante che noi desideriamo. Perché questo vuol dire che questo stile musicale continuerà ancora per lungo tempo. Ecco, prima parlavamo con il Presidente, ci sono stati insomma nuovi innesti nel... Che effetto fa dirigere? Per il coro, esatto. E rinnovare, perché l'età avanza per tutti, quindi c'è bisogno di rinnovare. L'effetto è, come dire, un onore e un onere. Per me sono il maestro, perché innesto di nuovi coristi significa un lavoro in più rispetto alla preparazione del coro, che ha un'amalgama sua, chiaramente più il tempo passa più le voci si integrano perfettamente. Ogni nuovo innesto è un lavoro in più che va sviluppato con il tempo, per questo i coristi che arrivano hanno bisogno di alcuni mesi prima di poter eseguire, di partecipare al primo concerto. E anche le difficoltà sua di dirigere poi un coro di questo... Sì, certo, sì, ma questo devo dire poi nell'esecuzione del concerto non è il problema, è tutta la preparazione, se la preparazione è fatta correttamente, nei tempi giusti, in modo professionale, nell'ambito di uno stile amatoriale, ecco, di un coro amatoriale, perché questo vorrei ricordare, i coristi vengono per passione, non è una scuola di musica, non è un coro di professionisti, il 90% dei coristi non sanno neanche leggere la musica, quindi è pura passione. Ecco, una cosa che sicuramente incuriosisce anche i telespettatori è che cosa ci vuole per poter cantare in un coro come questo? Niente. Solo essere intonati, ad esempio, non potrei mai. Ma l'intonazione anche qui, l'intonazione non è una cosa genetica. Si può, una persona che è stonata può diventare intonata, è solo questione di esercizio. Quindi la volontà, la passione. La volontà, la passione, l'impegno, perché come ha detto il Presidente prima, l'impegno è notevole, sono 2 prove a settimana più i concerti e l'assenza alle prove è forse più problematica dell'assenza dei concerti. Adesso non è vero, però se non si viene costantemente alle prove non si può progredire insieme al resto del coro. E il coro deve cantare unito, questo dal punto di vista tecnico-musicale. Quindi anche chi conosce la musica pensa di venire e fare metà delle prove rispetto agli altri solo perché conosce la musica, non è nella strada giusta. Perché è l'amalgama che conta, non le note, solo le note, molto di più della semplice lettura delle note. Ecco, prima, Presidente, mi ha incuriosito il fatto che diceva, insomma, ce ne sono tanti giovani, uno è un innesto nuovo in prova? Il più giovane è mio figlio. Che ha quanti anni? Che ha 22 anni. 22 anni. Ma non è in prova? Non è in prova, un corista effettivo. È un corista effettivo. Quello in prova, ricordami il nome, Massimo, diciamo che è già impegnato, perché trovare voci adesso non è facile. A volte mi succede, quando cantiamo con altri cori, di vedere qualcuno particolarmente interessato e propenso ad abbracciare la nostra causa, e quindi vado lì e provo. Massimo è stato uno di questi, ha una bella voce, però canta anche in un altro coro, quindi in questo momento qui ci stiamo un po' provando e se va tutto dritto a gennaio entra anche lui, ecco, questo è il... E quindi effettivi siete in quanti? Siamo 22 effettivi, più quando entrerà Massimo, poi ci sono altre situazioni che sto vedendo, perché è una ricerca di lavoratori, come fosse un'azienda, a trovare coristi. Pian pianino
ci ricostruiamo fino a un numero che può essere di 25-30 persone. Insomma. Questo sarebbe l'ottimale, L'ideale. diciamo. Sì. E se dovesse lanciare un appello ai giovani L'appello, allora io parto da questo, il concerto di sabato può essere il vostro inizio, se potete venire sarà sicuramente bello, ma è successo a me così. Io nel 2001 a dicembre ho preso la macchina assieme a mio compare che mi fa: ti porto a vedere un concerto, quello del coro Stella Alpina, il coro Stella Alpina. E quando sono stato lì ho un'ora e mezza di brividi e di emozione allo stato puro, quindi 3 mesi dopo eravamo sia io che mio compare a cantare con il coro Stella Alpina. Io poi lui è arrivato a 20 anni di coro, io ho avuto una pausa di 10, però insomma siamo tutti e due presenti ancora, ed è Luca Montagnier che canta in fianco a me, che insomma compare, figlio, sì. Quest'anno noi abbiamo avuto già 3 o 4 nuovi coristi. Sì. Alcuni arrivano dal coro Stella Alpina, hanno cambiato coro, sono ritornati da noi dopo anni, adesso sono nuovi, però secondo me la cosa più difficile dei tempi attuali rispetto a 30 anni, ma anche a 20 anni fa, anche a 10 anni fa, è il tempo a disposizione per attività che siano al di fuori del lavoro e della famiglia. Questo è probabilmente il punto più difficile, per cui si fa fatica, mica noi, tutti i cori, perché è un'attività, ripeto, che piace a molte persone, molti ragazzi anche, però poi vengono a dire, quando è il momento di venire alle prove, cominciano ad avere difficoltà a rinunciare alla loro vita, alla vita che hanno avuto fino a quel momento, perché non si tratta di venire alle prove quando si vuole o quando si ha tempo, questo è un impegno vero e proprio, come un lavoro. Quindi, e questo lo pretendiamo noi, il maestro e il presidente, perché altrimenti non si può arrivare a un certo livello di qualità. E questo secondo me è il tempo, la mancanza di tempo, che è solo teorica, perché nella pratica il tempo tutti ce l'hanno, basta trovarlo. Certo. Basta decidere di utilizzare il tempo che sia a disposizione per il coro Stella Alpina al posto che per fare qualcos'altro, qualsiasi altra cosa. Questa è la parte più difficile, perché l'interesse c'è, ne abbiamo tante persone che ci chiedono ai vari concerti, ci chiedono quando cominciamo a dire sono 2 prove, i concerti, bisogna essere presenti, allora lì torna un attimo nei loro passi. Ecco perché dico, speriamo che il desiderio di cantare, di far parte di questo gruppo sia più importante, prioritario rispetto allo status quo. Allora, siamo arrivati quasi al termine. Ricordiamo, maestro, l'appuntamento importante, il concerto di Natale, 55esimo concerto di Natale. 55esimo nel Tempio Monumentale di San Francesco a Treviso, ore 20:45, sarà anche in diretta televisiva, questo solo per dare la possibilità a chi non può, che non vuol dire a chi non può nel senso che non trova parcheggio, chi non può perché fisicamente non può muoversi, e questa è l'opportunità che diamo. Chiaramente assistere al concerto dal vivo è un'altra cosa. Certo, noi comunque ci saremo, seguiremo questo concerto, appuntamento 20:45 nella chiesa di San Francesco, il 55esimo concerto di Natale. Io ringrazio davvero il presidente Cristiano Furlan per essere stato con noi, grazie anche a Davide Furlan, maestro del coro Stella Alpina, che ovviamente troveremo il sabato 21 nella chiesa di San Francesco. A me non rimane che salutarvi, ringraziare Antonio Esposito e Simone Merlo, per i 2 registi che ci hanno seguito fin qui, e dare appuntamento a domani per la prima edizione. Grazie, arrivederci.